Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Questa è la puntata di Te la ridò io l'America, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà dedicato proprio agli Stati Uniti d'America, e questa è la puntata del 12 maggio 2025 con il sottoscritto Matteo De Sio che vi parla. Cominciamo subito con le notizie importanti. Habemus Papam, il nuovo Papa, avete visto sicuramente le notizie, è Prevost, come alla pronuncia diciamo statunitense, come lui stesso ha poi praticato negli anni, dopo nei vari video che si vedono con la sua presenza ancora da cardinale. Un Prevost che è radicato poi anche nella cultura americana e non solo degli Stati Uniti, perché ha vissuto in Perù per tantissimi anni. Un papa, tra l'altro, che ha tante passioni. Possiamo dire che ha la passione del tennis, dove tra l'altro era un giocatore dilettante, ha la passione per i Red Sox, che sono una fortissima squadra di baseball negli Stati Uniti. Ha studiato a Villanova ed è riuscito a ottenere una laurea triennale in matematica. Poi ha studiato anche ovviamente la teologia cattolica, come viene chiamata in vari articoli americani, anche perché ovviamente loro sono quasi tutti ferventi protestanti, quindi il cattolicesimo è brutto e cattivo per loro. Ma è anche un cittadino del Perù, quindi per gli americani duri e puri non è un vero statunitense, ma è in realtà un peruviano. Ma è riuscito anche a ottenere tanti incarichi di rilievo. Avete visto la sua appartenenza all'ordine giustiniano, ma non solo, è sempre riuscito a ottenere incarichi in cui vi era sempre qualcuno, tra virgolette, di sottoposto, dipendente dalla sua persona. Possiamo anche vedere come le reazioni proprio negli Stati Uniti vi sono tenute delle messe poi ovviamente la domenica, ed erano in tanti felici tra i cattolici di partecipare alle messe, ovviamente in celebrazione proprio del nuovo Papa. Avete visto, o forse no, le foto della Chiesa Cattolica a New York, dove vi è stato un pienone fra i discendenti, come piace chiamare agli statunitensi irlandesi, perché la chiesa era quella di San Patrizio. Importante tra l'altro questo rinnovamento anche nella fiducia dei cattolici verso il nuovo Papa, che stava perdendo punti con Papa Francesco, quindi vedremo se aumenterà con il nuovo Papa Leone XIV. Tra l'altro i cattolici negli Stati Uniti sono comunque una presenza minoritaria, ma rimangono una forte presenza, su circa 262-270 a seconda poi dei vari censimenti negli anni di statunitensi. Vi sono circa 50 milioni di cattolici negli Stati Uniti. È una maggioranza ovviamente di etnia bianca, tra virgolette, ma tanti sono anche ispanici, latinos. E parliamo di cattolici che comunque vanno a messa circa il 28%, una percentuale bassa, ma forse in proporzione più alta rispetto ai cattolici, ad esempio, italiani. Anche perché la vita religiosa negli Stati Uniti, sicuramente avete visto anche nei vari film o serie TV, tra le grandissime chiese e lo studio della Bibbia che si fa anche fra
non solo adulti ma anche da adolescenti, tra i protestanti ovviamente, è comunque una vita religiosa ancora molto diffusa. Andando avanti poi con le notizie, la notizia ovviamente del Papa è la più importante, a prescindere da quello che possa poi essere successo negli Stati Uniti, ma vi sono stati anche dei problemi per quanto riguarda, ad esempio, sia il sindaco di Newmark, una cittadina del New Jersey, sia anche dell'aeroporto proprio della stessa cittadina, che è un aeroporto importante, ma che sta avendo dei problemi per quanto riguarda proprio il controllo dei voli, con dei problemi elettrici che stanno mettendo in difficoltà proprio chi di dovere. Non è il primo blackout che sta avvenendo all'aeroporto, e questo sta mettendo in seria difficoltà ovviamente la sicurezza delle migliaia di persone che sono in volo o che devono poi volare da lì a poco. E sembra, secondo un articolo della CNN, che hanno intervistato un esperto del settore, sembra che proprio questi problemi di sicurezza non smetteranno molto presto, anche per le difficoltà per quanto riguarda sia la gestione proprio delle comunicazioni, perché purtroppo l'aeroporto utilizza ancora i floppy disk, che si parla di, ovviamente, come tecnologia si parla di 30-40 anni fa. Nel mondo, diciamo, in cui ogni secondo vi è una nuova scoperta tecnologica, possiamo dire che l'utilizzo di cavi e tecnologie di 30-40 anni fa, si parla purtroppo di tecnologie preistoriche per la gestione di così importanti processi informatici e elettronici. Ovviamente vi sono tanti casi ancora di computer vecchi, tra virgolette, ovviamente riguardo all'età moderna, ma che ancora fanno poi il loro dovere anche in posti in cui non se lo si aspetta. Infatti vi sono foto anche di computer proprio in aeroporti degli anni 70-80. Ma si parla comunque di un utilizzo, di arrivare a un utilizzo proprio, di tirare la corda per operazioni di veramente totale importanza. Negli Stati Uniti, tra l'altro, un articolo degli ultimi giorni, vi è un declino nell'utilizzo dell'alcol e vi è un aumento invece dell'utilizzo di THC, ovvero della cannabis. Negli Stati Uniti ovviamente la cannabis in alcuni dei 50 stati è addirittura legale per utilizzo ovviamente di intrattenimento e di piacere, e non solo per utilizzo medico. Quindi vi è agevolata anche la distribuzione e si spera anche il controllo proprio della qualità della cannabis. Hanno visto quindi negli ultimi tempi un aumento delle vendite proprio del THC, ma ovviamente l'alcol, si parla soprattutto di un alcol più, tra virgolette, proletario, ovviamente della birra, e non si spera non del vino e di alcol di alto, diciamo, chiamiamolo alto livello, anche per quanto riguarda la qualità. Andando avanti con le notizie, sempre rimanendo nel settore dedicato proprio all'alimentazione, vi sono stati dei problemi negli Stati Uniti con un batterio che si è diffuso proprio nel cibo già pronto, già preparato. Un batterio che ha causato, tra l'altro, gravi problemi per quanto riguarda proprio i sintomi. Si arriva ovviamente ad avere principi di diarrea, addirittura ad avere delle convulsioni, problemi proprio a rimanere in equilibrio, a rimanere in piedi, problemi anche addirittura quindi a proseguire la giornata. Parliamo di un'infezione che ovviamente negli Stati Uniti è più comune perché vi è un meno controllo per quanto riguarda proprio l'alimentazione, ed è un problema anche per quanto riguarda anche questi cibi già pronti che ovviamente
la produzione è stimolata proprio per i ritmi frenetici che hanno i lavoratori americani, soprattutto anche perché hanno molte meno feste rispetto a noi lavoratori europei, e quindi hanno anche difficoltà, ovviamente, più difficoltà, purtroppo. Intanto avete visto anche sicuramente il difficile conflitto che sta avvenendo in Kashmir, per il Kashmir, tra India e Pakistan, un Donald Trump che si è mostrato anche disposto a intercedere diplomaticamente tra i due paesi, e questo ha provocato per ora un cessate il fuoco, sperando ovviamente che possa proseguire e che si possa arrivare anche a una soluzione per i due paesi, anche perché secondo gli ultimi report, secondo anche le testimonianze, quello che è avvenuto in questi ultimi giorni in Kashmir, purtroppo si parla anche degli episodi più violenti, addirittura vengono descritti proprio dei bagni di sangue che hanno fatto anche poca notizia anche nel resto del mondo, ricordando sempre che India e Pakistan sono anche due paesi con a disposizione le armi nucleari. E andando avanti con le notizie che potrebbero far piacere, diciamo, anche all'amministrazione Trump, la Columbia è riuscita a punire 70 studenti che hanno protestato nei campi, negli accampamenti, proprio per quanto riguarda la guerra. Questa è la guerra, diciamo, più famosa e più riportata anche sui vari notiziari, ovvero la guerra tra la striscia di Gaza e in questo momento il gruppo terroristico di Hamas e lo Stato israeliano. Sono stati puniti gli studenti, soprattutto probabilmente anche dopo le pressioni che l'amministrazione Trump ha, giustamente, anche perché si parla di università che anche quando sono private ricevono fondi federali, quindi campano anche usando i fondi pubblici, quindi giustamente l'amministrazione Trump ha il dovere di mettere in riga in queste importanti istituzioni scolastiche. Andando avanti con le notizie, sempre è importante anche quello che sta avvenendo in Medio Oriente, con questo viaggio che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, affronterà questa settimana per arrivare a una risoluzione con l'Iran, anche per quanto riguarda i colloqui per gli armamenti nucleari. Ovviamente gli Stati Uniti vogliono impedire in tutti i modi che l'Iran possa arrivare a sviluppare la bomba atomica, anche perché è un rivale militarmente del proprio alleato Israele, e anche per quanto riguarda le energie non rinnovabili, quindi anche l'estrazione di petrolio, di gas, anche dell'Arabia Saudita, che invece è un alleato, possiamo chiamare così, economico per quanto riguarda gli Stati Uniti. Un viaggio in cui il presidente degli Stati Uniti dovrà incontrarsi e fare accordi con i tanti rappresentanti del mondo arabo, i tanti stati del mondo arabo. Addirittura i critici dicono già che sarà un viaggio accomodante, meglio dovrebbe essere. Però ovviamente non si sa ancora che cosa succederà. Una delle ultime notizie che vi posso dare, sempre con l'amministrazione Trump, con Donald Trump che vuole firmare entro questa settimana un ordine esecutivo per quanto riguarda il prezzo dei farmaci che possono essere comprati con la prescrizione. Perché? Perché negli Stati Uniti, nonostante il pagamento dell'assicurazione sanitaria, molti farmaci possono essere comprati solo con l'utilizzo della prescrizione, e molti farmaci sono in mano con i vari prezzi, in mano alle varie lobby farmaceutiche che, giustamente, seguendo i loro guadagni, alzano i prezzi, però in maniera così esorbitante da non poter rendere tali farmaci accessibili alle persone, tra virgolette, normali. Quindi Donald Trump, per quanto riguarda il prezzo di queste importantissime, fondamentali
medicina è interessato a poterli abbassare e rendere, come dice proprio lo stesso De Donald, finalmente i prezzi giusti anche negli Stati Uniti. Quindi parliamo di un'importante misura economica. Il sindaco di Newmark, tra l'altro, ritornando sempre in quella zona, come avevo detto in apertura di puntata, è stato arrestato in un centro di detenzione per gli immigrati irregolari, proprio dalla polizia addetta alla sicurezza del centro di detenzione, perché è entrato in maniera irregolare e sembra che abbia cercato di mettere un po' di agitazione all'interno del centro. È stato arrestato e addirittura i suoi collaboratori denunciano anche un trattamento aggressivo da parte della polizia addetta proprio alla sicurezza. In realtà è stato poi subito rilasciato e non sono stati neanche riportati alcun problema proprio alla salute dello stesso sindaco e dei suoi, possiamo dire così, aiutanti. Parliamo anche di un importante centro, anche perché vi è la battaglia di De Donald proprio a riportare tutti questi immigrati irregolari proprio all'interno dei paesi d'origine. È importante anche quello che sta avvenendo con i vari giudici federali che stanno intercedendo e cercando di bloccare ogni piano di The Donald. Quindi quando si vedono le statistiche, gli ingressi sono ridotti al minimo. Il problema è l'espulsione di questi immigrati irregolari, che sono meno di quelli dell'amministrazione Biden. Ovviamente va contestualizzato perché durante l'amministrazione Biden il sistema permetteva queste espulsioni o comunque vi era una minore ostruzione proprio per arrivare a un bilanciamento, diciamo, corretto, ma con Donald Trump invece vi è proprio un'ostruzione attiva perpetrata dai giudici federali. Ha ragione oppure no? Però bisogna comunque notare che vi è un'ostruzione. Con l'ultima notizia in chiusura, prima di lasciarvi, importante anche per quanto riguarda l'Europa, The Donald ha dichiarato, tra l'altro, l'amministrazione Trump ha dichiarato che sono interessatissimi a velocizzare il procedimento di costruzioni di centrali nucleari all'interno dello Stato americano. Questo è importante anche per l'Europa perché sarebbe fondamentale che anche sul suolo europeo ritornasse in voga l'utilizzo di centrali nucleari, fondamentali anche perché le energie rinnovabili, come abbiamo visto in Spagna con il recente blackout, non è che sono fallibili, ma non si può dipendere solo da loro e bisogna avere sempre una seconda carta nella manica. Grazie per l'attenzione, vi aspetto il prossimo lunedì sempre qui su Radio Libertà, grazie ancora, una buona settimana. We attempted to form a strong political base.